Per 2 mesi, dal 2 giugno al 31 luglio, Taranto ospiterà Island, l'isola delle arti, promossa e organizzata da Fest, in collaborazione con il Comune di Taranto e finanziata con i fondi ex Ilva per la rigenerazione. Bisogna immaginarla la città vecchia, letteralmente una cornice, che ospiterà l'arte declinata in tutte le sue forme, dalle opere di street art ai progetti fotografici e di design, dai suoni raccolti per strada e trasformati in musica e poesia, fino all'arte contemporanea e al teatro. Rigenerazione è la parola chiave per il vice sindaco Fabrizio Manzulli. Dimostreremo come a volte alcuni aspetti che vengono ritenuti negativi possono diventare positivi, e quello che è l'effetto che voglio ottenere, nel senso davvero un cambio di mentalità, una identità più forte da parte anche di chi vive, perché dobbiamo avere maggiore rispetto della nostra terra, maggiore rispetto di noi stessi, perché è su questo che si basa la rigenerazione culturale. Dove oggi si vedono solo impalcature usate per reggere le palazzine che da sole non si reggono più, quest'estate si potranno vedere opere di artisti di fama nazionale e internazionale che avranno Taranto come dimora temporanea per i prossimi mesi, per dare vita a progetti d'arte con il coinvolgimento degli abitanti. Tra loro Samuel Gregg, fotografo, ritrattista e documentarista londinese, che sarà in Città Vecchia per un intero mese, già a partire dal 24 aprile, per raccontare attraverso i suoi scatti gli abitanti dell'isola. Direttore artistico del festival Giovanni Troilo. A differenza di un festival classico, pensiamo all'idea di un laboratorio appunto permanente in cui artisti e cittadini lavorano insieme dal primo momento, quindi dall'ideazione dell'opera alla realizzazione, alla parte poi dell'output espositivo. Quindi quello che vedremo nella Città Vecchia è, spero, un pullulare di artisti, ragazzi e abitanti del centro storico al lavoro per progettare queste mostre. Island ha una forte componente sociale che già dal nome è un gioco di parole, land, la terra, in cui l'occhio I richiama la forte vocazione per le arti visive. Per assonanza si avvicina alla parola inglese island, isola, ovvero città vecchia, vera protagonista insieme al Mar Piccolo, che diventerà una galleria d'arte sul mare. Curatore per l'arte contemporanea Roberto La Carbonara. Si tratta di un progetto che mi piace definire anfibio, proprio nel senso che dialoga tra la terraferma e il mare, anche con le opere, per cui ci aspettiamo che le opere siano in questa posizione intermedia, anche in acqua, anche visibili dall'alto magari, così come si possa circumnavigare l'isola e vederla in maniera differente, con prospettive differenti.